Accidente sul lavoro in un cantiere edile a Sottomarina, operaio di appena 21 anni muore dopo essere stato colpito alla testa da una lastra di metallo. Il giovane muore poco prima dell'arrivo in ospedale. Sabotaggio al cantiere della pista da bob di Cortina nella notte, un tubo di rifrigerazione staccato gettato in strada, coro di reazioni indignate, il sindaco atto di terrorismo, Salvini, non ci faremo intimidire. È morto il piccolo Cesare Zambon, il bimbo di 6 anni di Conegliano affetto da una malattia rara. La mamma aveva raccontato la sua storia sui social commuovendo tutti, il suo messaggio: ora vai, sei libero. Dramma a Breda di Piave, bimba di 6 anni travolta da un'auto sotto gli occhi della madre mentre stava per prendere lo scuolabus, la piccola grave in ospedale. Operazione della polizia postale contro la pedopornografia online, 7 arresti e 6 perquisizioni in tutto il Veneto. Gli indagati tra i 51 e i 70 anni, tra questi un vero e proprio collezionista di terribili immagini. 21 febbraio 2020, 5 anni fa, l'inizio dell'incubo Covid, da Vo all'ospedale di Schiavonia, viaggio in quella che fu la prima zona rossa d'Italia. Nel Veneto dell'emergenza abitativa, 400.000 appartamenti sfitti, il paradosso e l'appello di Sunia e CGIL alla Regione: destinare al problema almeno l'1% del bilancio con uno specifico capitolo di spesa. Uno Zoldano alla corte di Donald Trump, chiamato a gestire i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Italia, è Paolo Zampolli, uomo d'affari la cui famiglia è di Pralongo di Val di Zoldo. Buonasera, bentrovate, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie. La cronaca ci porta nel Veneziano, a Sottomarina, l'ennesima tragedia sul lavoro. Questa mattina un ragazzo di 21 anni, Andrea Canzonieri, ha perso la vita in un cantiere edile in via Marco Polo. È stato colpito alla testa poco prima di mezzogiorno da una grossa lastra metallica per getti in opera durante il turno di lavoro per la costruzione di un nuovo condominio in via Marco Polo a Sottomarina. Per lui non c'è stato nulla da fare. Così ha perso la vita Andrea Canzonieri, operaio di 21 anni residente nel Vicentino, l'ennesima vittima sul posto di lavoro. Tempestivo l'arrivo del su M118, intervenuto anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare il ragazzo è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate. Il paese è sconvolto. Uscire la mattina, salutare magari i genitori, dire ciao, ho fatto colazione, tutto a posto, ci vediamo, e poi perdere la vita in un cantiere di lavoro insieme poi vicino ai colleghi di lavoro mentre si sta anche lavorando sodo, perché io abito proprio lì vicino, è un cantiere comunque importante, da giorni che stanno lavorando anche tante persone. L'appello è quello veramente di prestare la massima attenzione, perché una svista, un errore umano, una fatalità mai dà per scontato, ma a me non accade, ma sì, abbiamo sempre fatto così. Dispiace tanto. È lavorando molto grave, tanta gente che muore. Troppa. Sul posto carabinieri, polizia, sanitari del SUEM e tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dei fatti. Unanime l'appello dai sindacati. Dobbiamo decidere di mettere al primo posto la sicurezza sul posto di lavoro. La sicurezza sul posto di lavoro non deve essere una spesa, ma una possibilità di lavorare bene. È un stillicidio, è una cosa che non si riesce più a redimere. Con la Regione Veneto c'è un protocollo impiantato che non riesce ad andare avanti. Sono sicuro che con i protocolli non si risolvono i problemi, ma non si può essere qua sempre a piangere i morti. Bisogna fare di più e fare meglio. A Cortina d'Ampezzo, ora sabotaggio nel corso della notte al cantiere della pista da bob. Un tubo di refrigerazione è stato staccato e lasciato in mezzo alla strada. Durissime le reazioni. Sabotaggio nel corso della notte al cantiere della pista olimpica di bob slittino e skeleton di Cortina d'Ampezzo, nonostante il servizio di sorveglianza garantito da vigilantes e forze dell'ordine in barba a telecamere e fotocellule anti-intrusione. L'ha denunciato Simico, la società Infrastrutture Milano Cortina 2026, con il suo amministratore delegato e commissario di governo Fabio Massimo Saldini. Questa mattina abbiamo ritrovato un tubo di refrigerazione che, anziché essere dove era stato posizionato, era in mezzo alla strada. Abbiamo fatto alcune verifiche anche per escludere che si fosse trattato di scivolamento, e mi sento di escluderlo. Peraltro il tubo che vedete nelle immagini ha bloccato la circolazione stradale, creando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi Olimpici e Paralimpici, alla vigilia dei test di ghiacciamento e dei sopralluoghi CIO annunciati per la prossima settimana. è un atto di danneggiamento che si somma a piccoli altri già successi.
aumentiamo l'allerta, non pregiudicherà lo svolgimento della preomologazione e non ci sono danni significativi. Le reazioni, tutte di unanime condanna, non si sono fatte attendere. Se i signori del no, come è avvenuto per la TAV e altre opere, pensano di bloccare il progresso in questo modo, inaugurando una stagione di terrore, si sbagliano. Le parole affidate all'agenzia ANSA dalla senatrice della Lega Erika Stefani, mentre su Facebook il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini scrive: non ci faremo intimidire, all'odio e al livore rispondiamo con l'Italia dei sì alle opere, senza sosta e senza paura. Di atto vile, ingiustificato, ignobile e di puro terrorismo non solo contro l'Italia ma le Olimpiadi parla il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. Il sabotaggio è stato denunciato alle autorità competenti. Dovremmo aumentare la sicurezza, anche essere più attenti a quello che facciamo. Il 24-25 inizieremo il congelamento della pista con l'accensione della centrale, quindi capisce bene che la sicurezza a quel punto dovrà essere assoluta, non possiamo più permetterci fatti di questo tipo. È morto il piccolo Cesare Zambon, il bimbo di 6 anni di Conegliano affetto da una malattia rara. La mamma aveva raccontato la sua storia sui social, il suo messaggio: ora vai, sei libero. Ciao Cece del mio cuore, sei stato coraggioso, senza paura, fino alla fine. Mamma Valentina Mastroianni saluta il suo Cesare scrivendo un nuovo straziante post della storia che ha accompagnato oltre 400.000 persone attraverso la vita di suo figlio, il piccolo Cesare Zambon, cui a soli 18 mesi fu diagnosticata la neurofibromatosi, una diagnosi pesante, un cammino difficile, una vita in terapia, con un tumore che nel tempo porta via al piccolo Cesare la vista, la mobilità, la parola. Un racconto che diventa nel tempo la storia di Cesare, foto, pensieri e ricordi capaci di creare una comunità attorno a questa famiglia. Valentina, Federico, il papà e i 2 fratelli. 2 libri e la famiglia che per curare Cece si trasferisce a Genova, famiglia che non dimentica mai la sua Conegliano, che oggi la abbraccia con tutta la sua forza. Per noi è stata una fortuna poter conoscere Cesare, un bimbo tra l'altro che aveva una grandissima vitalità, una grandissima voglia di conoscere nonostante le difficoltà, il mondo che lo circondava, e ha lasciato in tutti noi quel grande desiderio di capire che la vita è bella. Un pensiero va alla famiglia, una famiglia che ha dedicato parte della vita non solo a Cesare ma anche a tutta la comunità, perché molto del loro impegno è stato un impegno sociale, un impegno di solidarietà. Mi viene in mente il grande progetto che abbiamo fatto insieme per la stanza dell'ascolto. La stanza dell'ascolto, finanziata grazie alla campagna lanciata da mamma Valentina e il Rotary di Conegliano, uno spazio di supporto psicologico sempre aperto per aiutare chi non ce la fa ad uscirne da solo. Forse è proprio questo che fa la differenza, cioè vedere persone che vivono comunque una situazione difficile dedicarsi agli altri. Questa è una grande storia di volontariato, che è una grande storia del nostro territorio. Nel 2023, quando la chemioterapia inizia a non funzionare, nella vita di Cesare arriva Joy, inseparabile amico. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore a ricordare questo piccolo grande eroe. Questa vita a cui tu hai dato tanto senza chiedere niente, scrive ancora mamma Valentina. Una storia di affetto, dolore, consapevolezza e determinazione. Ti ho fatto una promessa di non essere arrabbiata con questa vita e ce la metterò tutta. E poi il saluto. Ora vai, finalmente libero. Corri Cece, veloce come la luce, braccia aperte e vai. Rimaniamo nel Trevigiano, poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto questa mattina a Breda di Piave, travolta da un'auto sotto gli occhi della madre, una bambina di 6 anni mentre andava a prendere lo scuolabus. Si trova ancora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso la bambina di 6 anni travolta da un'auto mentre andava a prendere lo scuolabus. Via Bovon Saletto di Breda di Piave, una strada secondaria in mezzo alla campagna. Erano circa le 8 del mattino quando la bimba, seguita dalla madre originaria del Burkina Faso, per dinamiche ancora in fase di accertamento si è trovata sulla strada nel momento in cui un'auto di grossa cilindrata guidata da una 35enne stava passando. A raccontare la dinamica dell'accaduto lo zio della bambina. La bambina ha visto l'autobus e praticamente all'attraversamento qua è uscita una macchina da là in fondo e l'ha presa e l'ha portato fino là in fondo. Secondo le prime ricostruzioni pare che la bambina abbia abbandonato la madre per attraversare la strada e raggiungere il pulmino mentre sopraggiungeva l'auto che l'ha investita. Sul posto immediato l'arrivo del suo M118 con l'elisoccorso. Tanto parla,
stanno ancora facendo gli esami per accertarsi che non ci sia altre cose, insomma. La prognosi resta ancora riservata, ma la bambina, seppur grave, non sarebbe in pericolo di vita. Una vicenda che poteva finire in tragedia e che solleva il tema della pericolosità di quel tratto di strada su cui da tempo il sindaco di Breda, Mosole, chiede che si possa ricominciare ad impiegare gli autovelox. Questa è una strada piuttosto lunga, è molto percorsa, con velocità che sono anche alte, sfortunatamente. Noi possiamo intervenire con la presenza di vigili, eccetera, però soprattutto nei momenti di più frequenza, quindi la mattina, le pause pranzo e la sera, questa via qua, via Bovon, è intensa, ecco, come traffico. Adesso chiaramente cercheremo di capire come poter intervenire, anche se si tratta di una via di 3 km, quindi è una via appunto piuttosto impegnativa da gestire. Nuova operazione contro la pedopornografia online in Veneto, 6 le persone arrestate, alcune scoperte in flagranza, perquisizioni in quasi tutte le province della regione. In un caso, nel caso del soggetto più anziano, abbiamo notato che il soggetto aveva una particolare tignosità e meticolosità nel catalogare ed archiviare il materiale scaricato. In casa migliaia di file con materiale pedopornografico, in un caso meticolosamente archiviati in raccoglitori di DVD, con la maniacale ossessione di un collezionista. Nuova maxi operazione della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, coordinata dalla Procura di Venezia e in collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Mesi di indagini, poi le perquisizioni che hanno portato all'arresto di 6 persone e alla denuncia di una 7ª. I soggetti arrestati e indagati risiedono nelle province di Venezia, Padova, 2 e 2 rispettivamente. Un soggetto risiede nella provincia di Belluno, 1 a Rovigo e 1 a Verona. In alcuni casi, al momento del nostro ingresso in casa, gli operatori hanno trovato i dispositivi dei soggetti connessi ad internet intenti a condividere proprio il materiale pedopornografico. Gli arrestati hanno tra i 51 e i 70 anni, risiedono in quasi tutte le province del Veneto. Lo scambio avveniva tramite siti specializzati ed app difficilmente tracciabili. L'operazione si chiama Custodia Prospes, a significare che il nostro obiettivo ultimo è non tanto l'arresto dei pedofili quanto la tutela dei minori, quindi la protezione per una speranza futura, la speranza che è rappresentata dai minori. Un'operazione che segue quella del 28 gennaio scorso, che portò a 12 arresti e 14 denunce, con perquisizioni in 18 città d'Italia. Decine di migliaia i file sequestrati. Stamane anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua soddisfazione. La pedopornografia, ha scritto, è uno dei reati più gravi e odiosi in assoluto, va contrastata a tutti i livelli. Esprimo un sentito ringraziamento a cui sono certo si unirà quello di tante famiglie alla Polizia Postale del Veneto. A 5 anni dalla morte del primo paziente Covid, Adriano Trevisan, siamo stati a Vo, in provincia di Padova, dove fu istituita la prima zona rossa insieme al comune lombardo di Codogno. Vediamo. Siamo cresciuti, in quella esperienza ci ha fatto crescere e ci ha dato anche un forte senso di comunità. Questo quel che resta di quella tremenda esperienza per Giuliano Martini nel 2020, sindaco di Vo, ai piedi dei Colli Euganei, il primo comune che 5 anni fa diventò zona rossa. Martini ricorda come in pochi attimi cambiò tutto. Incredulità all'inizio, non potevamo credere che il Covid sarebbe arrivato a Vo, poi però ci siamo rimboccati le maniche. Il piccolo comune padovano venne chiuso, nessuno poteva entrare o uscire, un anticipo di quello che sarebbe poi successo in tutta Italia. In questo punto dove ora passano le auto era stato allestito uno dei 12 checkpoint che chiudevano Vo, il comune ai piedi dei Colli Euganei. Ad aiutare ad allestire i posti di blocco il responsabile del settore tecnico, l'unico che in quei giorni poteva muoversi. Non girava un'anima viva,
un silenzio veramente di tomba, giravano le ambulanze, giravano i carabinieri, giravano i militari dei vari posti di blocco, giravo io. A 5 anni da quei tragici momenti però a Vò resta un sorriso legato a 3 giovani che stavano bevendo un aperitivo davanti al bar che ora ha cambiato gestione in piazza. Noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Al Bar Sole, la frase che disse ai nostri microfoni un ragazzo intervistato in quella notte di 5 anni fa, l'hanno voluta anche immortalare con un adesivo. Mi capita spesso, fortunatamente sono tutti ragazzi giovani che vengono, vogliono vedere il disegnino il famoso logo di chi ha detto appunto noi abbiamo l'alcol che ci protegge, ecco, una cosa abbastanza goliardica, diciamo, fortunatamente, diciamo che un po' i brutti ricordi cominciano un po'. E ora la testimonianza di Roberta Volpin, direttrice del pronto soccorso di Schiavonia, il primo ospedale in Italia a chiudere e a diventare zona rossa. Il 21, nel primo pomeriggio alle 15:45 circa, vengo chiamata dal direttore medico dell'ospedale che mi dice che purtroppo sono positivi 2 pazienti ricoverati, uno in geriatria e l'altro in rianimazione, che sarà appunto il signor Trevisan che dopo poche ore è morto, e mi dice di chiudere il pronto soccorso immediatamente. Da quel momento Schiavonia diventa un mondo a sé, nessun contatto con l'esterno se non filtrato dalle forze dell'ordine che presidiavano gli ingressi, il cibo lasciato dai parenti sulla strada. Roberta Volpin, direttrice del pronto soccorso, ripercorre quei giorni entrati nella storia. La solitudine interna e l'esterno che ci guardava attonito. C'è stato un momento in cui ha avuto tanta paura o paura per quello che stava accadendo? Devo dire la verità, l'unica paura l'avevo per gli altri, per le persone che dovevo gestire. Tamponi a ciclo continuo, la zona rossa attorno all'ospedale, un modo di vivere che mai nessuno aveva immaginato. Ora, dopo 5 anni, oltre al dolore è rimasta maggiore consapevolezza. Abbiamo imparato 2 cose, l'anticipazione e la flessibilità, che sono 2 concetti fondamentali nella gestione di una pandemia. Oggi quei giorni sembrano lontani, ma il dolore e la paura in molti sono ancora vividi. Troppo brutto, guarda. Non per mio marito che è morto di Covid, ma perché non è stato curato. Tutto lì. Si aspettava fuori tanto freddo, perché bisognava aspettare l'orario di apertura. Mi ricordo, sì, è stata una brutta roba a sé. È stata tanto una brutta cosa. Eravamo a casa noi, tranquilli e la fortuna nostra è che non abbiamo avuto niente. Emergenza abitativa in Veneto, la CGIL ha fotografato la situazione nella nostra regione. 20.000 domande di edilizia residenziale pubblica giacenti, ma solo 135 gli alloggi assegnati nel 2024, mentre 7.000 rimangono sfitti. Come pure sfitti sono in Veneto 400.000 appartamenti privati che i proprietari sono riluttanti a mettere a disposizione. Il tutto mentre cresce il segmento degli affitti brevi e delle locazioni turistiche, oltre 550.000 posti letto contro i 212.000 delle strutture alberghiere. È di fronte a questi numeri che CGIL Veneto e Sunia tornano a incalzare la regione. Non si può più minimizzare l'emergenza abitativa in atto, sbottano, che senza interventi programmati e investimenti rischia di aggravarsi ulteriormente. Noi pensiamo che sia necessario un intervento straordinario della regione, oltre che il piano nazionale casa di cui ancora non abbiamo notizie, per dare risposta alle migliaia e migliaia di famiglie, soprattutto giovani coppie, che fanno difficoltà a mettere su casa. Pensionati, lavoratori a basso reddito, stagionali, migranti, ma anche studenti, il problema colpisce migliaia di persone e per affrontarlo serve un piano strategico. Chiediamo che almeno l'1% del bilancio regionale sia destinato al recupero di tutta quanta l'edilizia residenziale pubblica che oggi è in uno stato di degrado. Chiediamo che ci siano progetti per gli studentati, chiediamo che ci sia un governo dei fitti che consenta alle persone di potervi accedere. Oggi i fitti sono inaccessibili per molte persone. Parlo di una regolamentazione dei fitti brevi, perché i fitti mordi e fuggi dedicati al turismo, oltre al fatto che sono diventati quasi il triplo delle disponibilità abitative nelle strutture alberghiere, hanno fatto lievitare i prezzi, rendendo il costo del fitto assolutamente impossibile per le persone normali.
uno dei problemi che oggi abbiamo in Veneto del mercato del lavoro è il tema casa, per chi deve trovare un nuovo lavoro e sta cercando il lavoro. Da questo punto di vista noi lo diciamo chiaramente, bisogna essere concreti e conseguenti a queste dichiarazioni, mette le risorse come regione. Se Zaia è tanto innamorato delle grandi opere, oggi è arrivato il momento di fare una grande opera di carattere sociale sul tema casa, quindi edilizia popolare, rendere accessibile gli affitti e l'acquisto della casa per chi è già in difficoltà sotto il profilo lavorativo, ma ha la possibilità in qualche modo di costruire prospettive diverse per questa regione. Uno zoldano alla corte di Trump, chiamato a gestire i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Italia. Paolo Zampolli è il prescelto di Donald Trump come inviato speciale per l'Italia. La notizia, che si è guadagnata le prime pagine dei quotidiani online e le agenzie di stampa, è rimbalzata prepotentemente in provincia di Belluno e specificamente in Val di Zoldo, dove la nomina di Zampolli è stata accolta con una punta di sano orgoglio campanilistico. La notizia è che questo signore è originario della Val di Zoldo, in particolare di Pralongo. Questo è quanto mi viene detto da persone che conoscono la sua storia personale. È la storia tipica dell'immigrazione zoldana, in questo caso i suoi nonni, che sono i nonni o il padre, perché lui è un signore sui 65-70 anni, da quello che posso immaginare, ma sono immigrati a Milano come tanti zoldani, tanti veneti, per fare attività. Verifiche puntuali sono state richieste all'ufficio anagrafe del primo cittadino di Val di Zoldo, che non ha motivo di dubitare dei racconti di chi conosce bene la famiglia Zampolli. Imprenditore, nato e cresciuto a Milano, Paolo Zampolli lascia il capoluogo meneghino e si trasferisce negli Stati Uniti, dove avvia la sua attività nel mondo della moda. New York ha aperto un'agenzia di modelle, a quanto pare, e tra queste c'era naturalmente Melanie Trump, e lì si sono conosciuti e è nato il rapporto che ha portato poi a dare fiducia a questa persona, che pare abbia anche ricevuto altri riconoscimenti negli Stati Uniti. Una notizia che si aggiunge alle ricche storie di emigrazione di donne e uomini partiti dalla Val di Zoldo per cercare fortuna. Una vicenda che ha a che fare, diciamo, con i giorni nostri, no? Quindi insomma ha un aspetto, un appeal particolare, al di là di come poi uno voglia pensarla su Trump e sulle sue iniziative, ma insomma noi da spettatori curiosi come siamo, ci piace anche sapere, insomma, che la Val di Zoldo ha messo, diciamo, una bandierina anche su questa vicenda. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 20:10 con Una buona giornata, l'ultimo appuntamento, la sitcom di Igor Barbazza e Davide Stefanato, che ci ha tenuto compagnia in queste settimane. Si conclude il viaggio dei fratelli Pietro e Zeno alla ricerca dell'eredità del nonno tra le meraviglie del Veneto. Quale sarà dunque questa eredità? Lo scopriremo oggi alle 20:10. La puntata sarà poi in replica domani alle 20:50, domenica alle 13:30 e martedì alle 23. E chiudiamo così il telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.